Scusate. Vai, Di vai, Pietro. vai. Sono tutti nodi che gli fanno solo comodo, tutto sommato. Così si libera degli aspiranti e poi va a mettere quelli che vuole lui. Infatti stamattina, insomma, in una retroscena di Maria Teresa Meli, Renzi dice basta con tutti sti nomi, io all'economia voglio avere una persona di mia fiducia con cui mi trovo, e quindi tutti pensano che sia del Rio bene. alla fine. Va bene, no? Va bene, certamente. Ci vuole un Non governo basta che sia politico di sua gente che lui fiducia. si fida. Non È basta inutile fare i più che grandi sia di sua casting. fiducia. Anche bravo. Non basta? basta più che sia di sua fiducia il ministro dell'economia. Deve essere di fiducia di Mario Draghi e del Presidente della Repubblica? L'hai detto. Volevi dire quello? L'hai detto. Comunque quando me deve azzeccarci dico i numeri, questo è il problema di fondo, perché tante volte ci va il politico che però non sa manco come si arriva a fare 2+2, questo è il problema. Beh, ma proviamo a riflettere un po' uscendo diciamo così, dal teatro. Che vuol dire voglio un ministro alla giustizia, voglio un garantista? Proviamo a rifletterci su serio. Che vuol dire? Garantista, chi deve garantire? Cioè, garantista a favore di chi? Non manettaro come eravate voi. Ma guarda che, torno a ripetere, Ha capito, io sono di che- sempre convinto che la colpa dei guai d'Italia non è di chi scopriva il tumore, ma del tumore. Non era di chi, i magistrati che hanno fatto il loro dovere, ma di quei magistrati che il loro dovere non hanno fatto, di quei magistrati che hanno fatto come Ponzio Pilato, di quei politici che invece di fare il loro dovere si accordavano con l'avversario. Cioè, anche qui, ho sentito proprio adesso, si faccia il suo governo. Il suo governo, in una democrazia, c'è un Parlamento che ti deve dare la fiducia. Io adesso hanno cambiato la briscola a coppa con la briscola a bastone, ma il mazzo è sempre quello. Qual è la maggioranza che regge Scusi, allora, Renzi? la bristola a coppa, la bristola a bastone sarebbe Renzi contro Letta, però il mazzo di carte Il mazzo rimane di lo carte è stesso. sempre quella, la maggioranza è sempre quella. Quindi quando sento dire che faccio di tutto e di più, uno al mese, sto Una mese riforma. risolvo le riforme, il mese prossimo il lavoro, l'altro mese mando tutti al mare, eccetera, eccetera. Per cambiare la Costituzione bisogna fare il doppio passaggio, Camera e Senato, bisogna passare 3 mesi più 3 mesi, ci vogliono 6 mesi, eccetera. Ci vuole una maggioranza qualificata. Però lui l'ha detto, ha detto vuole arrivare fino al 2018, ha allungato l'ha detto Torno a questo. ripetere, io credo che mai, una volta per tutte, dobbiamo farci capire. Questo è il terzo governo non scelto dagli italiani. Per la terza volta gli italiani non hanno potuto individuare da chi essere rappresentati in Parlamento. Questa idea di mettere insieme cani e gatti solo per governare, e quindi, come ha detto Alfano, cosa ha fatto Alfano? Io non voglio la patrimoniale, quell'altro io non voglio il vestito rosso, io non voglio... Cioè, qui ognuno sta recitando peggio di Grillo. Ecco perché io torno a ripetere, a me pare che mai come in questo momento il Presidente della Repubblica doveva dare una sola indicazione. Ecco perché io mi permetto di dire di dissentire da tutto quel che accade. 3 settimane, un mese, fai la legge elettorale, altrimenti se non ci riesce ci vai con questa legge elettorale che è uscita dalla Corte Costituzionale, e come si usa in ogni moderna democrazia, vai a votare e ridai la parola ai cittadini italiani. Scusi, questa come idea che i abolivano il cittadini Senato? italiani sono diventati pecoroni che devono stare appresso a un Allora, cornuto pastore. Di Pietro naturalmente tocca un tasto dolente, perché per molti italiani questa idea di stare per la terza volta con un governo non eletto è un problema serio. Detto questo, diciamo anche le cose come stanno, Di Pietro, perché la legge elettorale, così come era stata pensata, prevede che non ci sia più il Senato. Se c'è il Senato, questa legge elettorale non funzionerebbe più, bisogna rimettere in discussione tutto, cioè dei problemi tecnici c'erano. Sentiamo un attimo Graldi e Merilli. Ma per poi l'amor di Dio, ma che sia quantomeno il cittadino italiano a scegliere chi deve fare queste riforme. Chi sta in Parlamento adesso ci è andato per grazia ricevuta. Quindi questi si fanno una legge non come li vogliono gli italiani, perché non sono stati mandati dagli italiani lì, ma dalle segreterie di partito. Ma la riforma elettorale la può fare solo chi sta in Parlamento per grazia ricevuta, non la posso fare io. No, lo può nemmeno fare- lei, con tutta una buona volontà, Lo la devo può fare loro che stanno in Parlamento. Si va a votare, si ridà la parola ai cittadini, e il cittadino si sceglie chi mandare in Parlamento, soprattutto chi mandare a casa, e dopodiché quelli sono legittimati. Ma che io vado a votare centrosinistra contro il costituente, lei, centrodestra, praticamente. o centrodestra contro il centrosinistra, e il giorno Ok. dopo si mettono insieme. Questo è il mestiere più vecchio del mondo, secondo me. Non Non ti siamo devi mica ai tempi di preoccupare Mussolini, della la legge la fa il Parlamento. Gli E il italiani. Parlamento ha la stessa maggioranza che aveva Gli Letta. italiani. Io non voglio difendere Letta, per l'amor di Dio, perché sono convinto che bisognava andare a votare prima. Non voglio attaccare Renzi perché ritengo che stia facendo il massimo, poverino. Dico soltanto, amico Renzi, che non è possibile che tu,
con la stessa maggioranza pensi di poter risolvere i problemi del mondo? Fai la legge elettorale. Consentici di essere meno pessimista di te. Ma abbi pazienza, è un anno che state lì con la maggioranza e la gente muore di fame. Non l'ha vista che cosa dice pure lui? Va lì con la busta a prendere il pezzo di pane. Allora tu parli come se fossi, anche tu come se fossi arrivato adesso. Ma non è che sono arrivato adesso. I problemi dell'Italia fossero nati ieri. Ma ci vuole un Parlamento scelto dai cittadini. L'hanno scelto i cittadini. I cittadini hanno deciso che c'è stata una forza politica che si chiama Movimento 5 Stelle, che in una settimana ha preso il 25% dei voti e hanno deciso di non dare maggioranze a nessuno. E se ritorniamo a votare, sai meglio di me, che con la legge proporzionale torniamo allo stesso punto di partenza. E quindi bisogna elimina la democrazia. No, non stiamo eliminando, la democrazia esiste. Ma come esiste? E poi esiste il populismo. E qualche volta tu scivoli verso quella se la Corte deriva. Costituzionale ha detto che questa legge è incostituzionale, non si ha titolo morale e politica per restare un giorno in Parlamento. È una tua opinione. Ma io credo che il primo esempio è quello appunto dell'abbattimento della spesa pubblica corrente, inutile, quella dispendiosa e quant'altro. Il buon esempio bisogna darlo su tutti quanti. E sotto questo aspetto, se adesso che va Renzi per esempio è una di quelle cose che può fare e io lo guarderò, io non ho preclusioni, non so se mi spiego, non vorrei essere frainteso, dico solo che ci sono delle cose che si possono fare e delle cose che non si possono fare. L'idea stessa che vedo che l'Italia deve essere risolta dietro quella porta, con Renzi che fa lingua in bocca con Berlusconi, già mi preoccupa un po' sotto questo aspetto. Ecco. Detto questo, poi, dopodiché io ci metto tutta la buona volontà. Allora, dobbiamo ridurre la spesa inutile, pubblica, dispendiosa e quant'altro. L'altra cosa è, non c'è niente da fare. C'è un'enorme evasione ed elusione fiscale e su questa... oggi, mentre stiamo parlando qui, stanno parlando ancora di un'amnistia, ancora di un indulto, ancora di un condono. Bisogna avere la certezza del diritto e la certezza della pena. Non che voglia avere un ministro della giustizia garantista. Garantista per gli italiani o garantista per gli evasori fiscali? Questo è il tema. Devo dire che c'è stata tutta una fascia di gente che timbra solo il cartellino, è vero, però bisogna poi andare a vedere in concreto. Noi come Italia dei Valori stiamo raccogliendo le firme per una legge di iniziativa popolare che è quella di mettere in vendita i beni sequestrati alla mafia e utilizzare, stiamo parlando di 80-90 miliardi di euro, e metterli per pagare subito. L'altro scandalo, i soldi confiscati. Per esempio, perché un Parlamento bipartisan dietro quella porta non dicono vabbè, domani mattina attuiamo la procedura per vendere questi 80 miliardi e recuperare subito 80 miliardi. Quella è una cosa bella. Allora, Pietro. Volevo solo dire questo, che c'è un atteggiamento, a mio avviso, un po' pilatesca della comunità internazionale. Ripariamo, erano due militari che stavano non lì perché ci sono voluti andare loro, sono stati mandati in un'azione di antipirateria voluta non solo dall'Italia, ma voluto dall'ONU, dalle Nazioni Unite, voluto cioè dall'Unione Europea, dalla NATO. Quindi erano soltanto due soldati che adempivano a un ordine. In questo caso, quindi, stare a vedere che se la vede l'Italia è un atto di vigliaccheria internazionale della comunità internazionale. Fatto anche dall'ONU, perché ricordiamo che l'ONU è un problema tra Italia e India. Quindi non può essere visto in questo modo. Ecco perché noi dell'Italia questa questione la dobbiamo portare più che, oltre che di fronte all'India, di fronte a quei paesi con cui siamo alleati, da cui forniamo l'esercito e poi ci rimanda a mollare in mezzo alle acque internazionali. Ecco perché in questo caso, mai come in questo caso, devo dire che non deve esistere, e sotto questo aspetto sono il primo che voglio fare a mente, né che sia Renzi, che sia Berlusconi, che sia tutti uniti, almeno su questi temi in Parlamento, una sola voce deve uscire e deve essere tutto uguale. Non può uscire distinzione. Che ha a fare con un paese straniero, i quali prendono delle persone in acqua internazionale e lo trattano come terroristi. Stiamo parlando di soldati, che siamo in tempo di guerra. Allora, scusate, vi cambio argomento perché c'è una notizia. Vatta a fidare, ma allora vuol dire che l'India, o meglio, il governo indiano, fino a quando non sistema questa vicenda, la comunità internazionale gli deve dire: deve avere sanzioni tu non sei molto degna forti di stare nella comunità internazionale. E quindi che ci sia un embargo economico, commerciale, finanziario, culturale, istituzionale con questo governo, perché non può pensare per soddisfare le loro esigenze interne di mandare al macero 2 soldati della comunità internazionale.
Allora, scusate, cambio completamente argomento. Questa mattina è arrivata una notizia che ci sono stati degli arresti domiciliari per Luigi Bisignani, che è un signore... Perché cambia la notizia? Perché cambia la notizia? È arrivata la notizia. Nel senso che niente di nuovo sotto il sole, in questo senso. È stato riarrestato. Io dico che è necessario in questo momento, non l'ho detto io, ma l'ha detta la Commissione europea, rivedere la normativa per ciò che riguarda la funzionalità della giustizia in Italia, soprattutto per i reati contro la pubblica amministrazione. L'Italia è il paese più corrotto dell'Unione Europea, nonostante che a suo tempo con Mani Pulite avevamo scoperto com'era la corruzione e che cosa si doveva fare. Adesso mi racconta la storia dei predatori, lei. In questi anni che cosa è una successo? teoria di Pietro sui predatori. La dica. Che hanno affinato. In questi anni, per colpa sua. Si chiama, infatti lo dice Piercamillo Davigo, dice alla fine la colpa è nostra perché abbiamo ingegnerizzato il sistema. Esatto. Una volta noi trovavamo le mazzette dentro al cesso, nel puff, sulle cose del cesso, dove c'è sta l'acqua del cesso. Cioè trovavamo il corpo del reato. Ha scoperto che questo era un male sociale. Che cosa è successo? Che invece di chi doveva curare, invece di curare il malato, hanno curato i medici, cioè si sono messi a fare una serie di leggi per cui la corruzione non è più corruzione, la prova che prima era prova non è più prova. Adesso si chiamano dichiarazioni congiunte, i soldi che si scambiano. Che vuol dire dichiarazioni congiunte? Dichiarazioni congiunte. A Napoli si sta facendo un processo in cui addirittura hanno provato, come per dire che è tutto lecito quel che è avvenuto anche tra De Gregorio e Berlusconi, hanno detto sì è vero che gli ho dato 1 milione, ma abbiamo fatto la dichiarazione congiunta alla Camera che gli abbiamo dato, cioè l'abbiamo reso pubblico. Tu puoi rendere pubblico che c'è la pistola in mano, ma non è che ci puoi ammazzare una persona. Sono due cose diverse, non so se mi spiego, è il corpo del reato quello. Allora, ma lei perché si è rimesso la toga a Napoli? Perché si è rimesso? La nostalgia della toga? Io mi sono rimesso la toga per difendere il diritto del cittadino tradito. Poi l'idea stessa, cioè... Di Gregorio l'ha inventato lui, capito? No, attenzione, per questo sono parte... No, attenzione, l'articolo 67 della Costituzione dice che il voto è libero. Il voto del parlamentare è una cosa bellissima. Uno che sta in Parlamento non deve dipendere da nessuno, deve votare secondo la propria coscienza, deve votare pensando che lì sta rappresentando gli italiani. Se poi invece vota non perché è libero, ma perché gli hanno riempito le tasche con 3 milioni di euro, beh, questo non si chiama libertà di voto. Oppure gli hanno garantito una ricandidatura se cambi il voto. Questo non è libertà di voto, è corruzione parlamentare, è omicidio politico della democrazia. Io non sto dicendo che riguarda già condannato, finito il processo. Allora, scusate, questo non riguarda una sola... Vedi la differenza? 159, dove andavi? sto dicendo 159 parlamentari. Adesso tutti loro ricordano quello lì, sbagliai io a sceglierlo, ma per l'amore di Dio parliamo. sbagliai a scegliere e mi assumo le responsabilità, ma se uno potesse scegliere prima e sapere di non sbagliare mai, non esisterebbe l'istituto del divorzio. Io ho preso atto questa mattina che sta per nascere il governo Renzi-Berlusconi, vale a dire che il voto di fiducia sarà dato da una maggioranza che riguarderà solo il voto di fiducia, che è una maggioranza diversa da quella che poi deve fare le cose tutti i giorni, perché ha detto Berlusconi, fermo restando che non gli do la fiducia, io e Renzi siamo d'accordo che, per l'amore di Dio, ci occuperemo e lavoreremo insieme per le riforme costituzionali, le riforme elettorali, le riforme fiscali, le riforme economiche, le riforme in materia di lavoro, le riforme in materia di giustizia e per tutto, e anche, soprattutto anche per quel che è il conflitto di interesse, nel senso che voglio un po' di spazio ancora in più perché sono il partito maggiore. Allora, questo è il programma. Tu lo dici già. Voglio dire, Moscemo non so, ha detto che i due partiti maggiori, ha detto i due partiti maggiori, ha detto i due partiti maggiori devono avere maggiore spazio in televisione della campagna elettorale, o non l'ho capito io? Non l'ho capito io. Lo credo bene anche. Allora, la vedo male con l'Italia dei Valori, quello vuole spazzare via i piccoli partiti di Berlusconi. Ci ho premesso, prendo atto che c'è un equivoco e anche un'ipocrisia e anche un po' una truffa di fondo in questo governo che sta nascendo. Cioè si voterà con dei partiti che voteranno la fiducia, ma si governerà con altri partiti e altri gruppi parlamentari. Quindi questo è il governo Berlusconi attraverso Renzi che
la sua metà degli anni, e quindi è lui proiettato in avanti, è il suo braccio destro. Io nel mio piccolo, con i miei limiti, con tutti gli errori che ho fatto, per l'amore di Dio, Italia dei Valori, penso che sia necessario ricostruire una forza alternativa di centrosinistra, perché quel che si sta facendo adesso è un berluschino di ritorno. In questo senso, alle prossime europee rilancio, per quanto mi riguarda, l'Italia dei Valori e anche la mia candidatura, ma soprattutto rilancio la necessità di una ricostruzione di un centrosinistra unitario in cui sì il sistema bipolare, ma il sistema bipolare in cui non ci si mette insieme in un accordo contro natura, in una coalizione contro natura. E io mi auguro che già Chiamparino, che è persona che ha saputo fare il sindaco, che ha saputo fare molto la politica e che mi auguro si candidi in Piemonte, dove si andrà a votare, parta lui, perché è il primo che deve partire, mica per qualcosa. Parta lui a ricostruire un centrosinistra che sia vestito nello stesso modo. In Piemonte deve partire in Piemonte. Okay. Non vorrei un centrosinistra che sia vestito mezzo in un modo, mezzo maschio e mezzo femmina. Allora, io approfitto del tempo a mia disposizione invece per dire qual è il punto di vista dell'Italia dei Valori rispetto alla legge più urgente che si deve fare e che lo stesso candidato presidente Renzi ha detto, la legge elettorale. La posizione dell'Italia dei Valori è, dopo la legge elettorale, si ridia la parola ai cittadini per scegliersi da chi essere governati e chi mandare a casa, primo. Secondo, la legge che noi preferiamo è quello del tipo elezioni regionali. Alle elezioni regionali vige un sistema, tutto sommato, un bipolarismo di coalizione. È successo anche in Sardegna, come avete visto l'altro giorno. Cioè, c'è un centro-sinistra, c'è un centro-destra, se c'è qualcuno che vuole superare uno dei due, si mette insieme, faccia squadra e supera e vinca il migliore. Nell'ambito di questo, nell'ambito della coalizione, che percentuale di soglie di accesso lo diranno i cittadini quando ne voteranno. Questa idea di metterci uno sbarramento e che quindi di limitare la democrazia dei cittadini non siamo d'accordo. Io credo che la legge regionali sia una legge che dia la preferenza, perché in regione c'è le preferenze, quindi la posizione nostra è quella delle preferenze. Scusi, non in tutte le regioni, perché il Sto precursore, delle regioni ascolti, dove era stato letto lei, il precursore della legge bloccata, della lista bloccata, è stata la Toscana, quindi lei pensi un pochino... Sto dicendo qual è la posizione dell'Italia dei Valori, non della Toscana. Sto dicendo la posizione dell'Italia dei Valori. In Italia ci sono 10 sistemi di leggi perché ogni regione fa il suo sistema di leggi. La mia, ho voluto soltanto correggerla. Abbia pazienza. Prego. Sto dicendo, la posizione mia è questa. In un paese normale bisogna le preferenze. Il problema è che abbiamo fatto già un referendum, perché se ricordate le preferenze erano un sistema per fare il voto di scambio. Allora io credo che la posizione oggi come oggi auspicabile è quello di un primarie di coalizione obbligatorio per legge. Io faccio il mio esempio, sapete perché? Faccio l'esempio mio che riguarda me. Sapete perché a me diranno sempre di no gli amici del Partito Democratico? Perché se ci dovessero essere le primarie di coalizione, io mi candido nel mio Basso Molise. È facile che, se è obbligatorio, mi devono candidare, perché faccio parte della coalizione. È facile che vinco io. Quel povero Cristo di segretario regionale del Molise, che magari vuole candidarsi lui, come fa? Cioè, può candidare uno che lo batte? Allora è meglio farlo facoltativo, in modo che si sceglie chi è il candidato con cui giocarsi la partita. Non l'hanno fatta nemmeno votare alle primarie a lei, l'hanno cacciata via. Ma torno a ripetere, però io personalmente... È politica politicante, guardate, cioè non è una cosa buona. No, sì, non ma io sono d'accordo con voi. Ai problemi del paese, alle prospettive, ma sto dicendo la legge elettorale che ci fosse. Che è molto da cortile. Sono d'accordo con questo. È molto di orto. Io sto dicendo, oggi come oggi, ridiamo la parola ai cittadini per far scegliere da chi è governato. Quella che non condivido è che oggi si sta instaurando un governo dove la falsità di questo governo sta in questo, a mio avviso. Non è vero che c'è un governo di centrosinistra, c'è un candidato di centrosinistra retto da una maggioranza di centrodestra, perché Berlusconi ha detto chiaramente:
Io tutte le riforme che bisogna fare le voto e le approvo. L'unica cosa che farà... E se ci sono delle riforme che c'è maggiori occupati, c'è più occupazione giovanile, che ci sia una ripresa, ben vengo a votarla Forza Italia e Berlusconi, altro che la legge elettorale. La legge elettorale va bene. Non voglio interferire, voglio dire questo. Io personalmente, che ho visto cosa ha fatto 20 anni in Berlusconi in Parlamento, che si è fatto, sono le leggi che piace a lui, io con Berlusconi manco un caffè ci vado a prendere.